Fabio Malaspina, vediamo i casi concreti. Beh, Leggo l'ultimo messaggio. Mi risulta che ultimamente vi sia una legge per cui obblighi i condomini di 2 piani e più ad avere l'ascensore, o sbaglio? Perché non li fanno, non li fanno allora? Questo è relativamente alla battuta che ha fatto Elena Di Gregorio, non c'è la legge. Ecco, prego. Ma sì, le truffe chiaramente sono il campo dove si applica la fantasia, per cui fare una casistica è complicato, però insomma, giusto per dare dei suggerimenti e per dare un'indicazione, abbiamo il classico truffa che poi diventa borseggio, cioè ad esempio quella del qualcuno ti sporca la spalla, la giacca, il vestito con qualcosa, qualcun altro o la stessa persona che l'ha fatto ti si avvicina e dice guardi si è sporcato, le dà una mano, e questo chiaramente consente allo stesso oppure al complice di sfilare il portafoglio piuttosto che dalla borsa. Borsetta. Quindi diciamo c'è una scusa che diventa poi il motivo per compiere il reato. Quando ci se ne accorge, poi questo vale sempre per tutti, superare quel senso anche di vergogna, di paura o anche di inutilità, cioè non serve a nulla denunciare perché tanto non li prenderanno mai. Serve comunque la denuncia va fatta in ogni caso, sia che ci siano, a maggior ragione ci sono documenti, valori e soldi, sia anche se per caso tutto sommato è andata bene e si hanno rubato soltanto 20 euro ma non i documenti, anche in quel caso segnalarlo va bene, perché le forze di polizia comunque raccolgono questi dati e poi mappano il territorio, per cui ci sono dei reati che magari non vengono risolti nel primo momento, ma proprio perché se ne sono verificati in quel certo quartiere un certo numero si riesce poi ad arrivare a qualche conclusione. Stare molto attenti dopo aver fatto i prelievi, dicevamo prima, in banca, in posta al bancomat, perché capita che qualcuno rincorre la persona e gli dice sono un funzionario della banca, il bancomat non funzionava bene, ti abbiamo dato più soldi di quelli che dovevi oppure di meno, me li fai controllare che forse c'è qualche banconota assegnata. Quindi una qualunque scusa per fermare la persona e chiedergli di controllare il denaro. Se questo avviene in strada il rischio è grande. Ma simile a questa c'è anche quella in abitazione, cioè a volte può suonare al campanello dell'abitazione una persona che può essere, si può dichiarare un finto funzionario di banca piuttosto anche che un finto postino, che chiede di controllare quello che hai ricevuto, dovevi ricevere o hai appena ritirato. Ecco, in tutti questi casi come minimo evitare di far entrare in abitazione la persona, tenerla sull'uscio con la catenella, con i vari sistemi, con il videocitofono, quello che è, e dire comunque io non ho motivo di interagire con te, se ci sono problemi verrò io in posta in banca, e certamente non mostrare mai ciò che si è ritirato. Sono successi casi anche di finti appartenenti alle forze di polizia e lì la cosa chiaramente si complica un po', perché si presenta alla porta un finto poliziotto piuttosto che un finto carabiniere con un'uniforme che non è mai quella autentica, però ci assomiglia o gli manca qualche pezzo. Però è chiaro che di fronte a una persona che si presenta in quel modo le difese possono effettivamente essere minori, quindi ci può essere un senso di fiducia nei confronti della persona, può essere ritenuta più credibile. Ecco qua come suggerimento possiamo dire di solito quando si va nelle abitazioni per fare un certo tipo di accertamento, intanto non si fanno questi tipi di accertamenti, non si va a controllare il denaro che uno ha prelevato, quindi ma comunque non si va mai da soli, quindi di solito il gruppo è costituito da 2 persone, 2 poliziotti piuttosto che 2 carabinieri. Buona norma sarebbe comunque lasciarli fuori dalla porta, quindi non far entrare nemmeno loro, magari dare un occhio, se è possibile, dalla finestra a vedere se c'è la macchina della polizia dei carabinieri parcheggiata giù, perché anche questo è un elemento che può aiutare, non risolvere. Dopodiché in ogni caso, se tu hai del denaro in abitazione ritirato per vari motivi, nemmeno loro va mostrato, perché non c'è motivo per cui loro sul momento lo controllino. Potrebbero venire soltanto per invitare ad andare in un ufficio a fare determinate attività, ma a quel punto uno si fa dare il numero di telefono e poi dice guarda, non appena posso passo domani mattina, oggi pomeriggio, e poi magari fare una verifica sul numero di telefono, vedere se corrisponde o meno. Ugualmente conservare in abitazione a portata di mano i numeri di telefono, quelli fondamentali, anche delle società di erogazione di servizi, perché capitano moltissimi casi, veramente molti, di finti operatori
delle società luce, acqua, gas, telefono, che chiedono di fare delle verifiche, che chiedono di fare un controllo al contatore piuttosto che alla cassetta. Ecco, queste persone o possono agire autonomamente perché questi apparati stanno esterni all'abitazione, in caso contrario, se lo dovessimo avere in abitazione, sì, è opportuno non farli entrare, sempre a regola di buona cautela, non far entrare le persone, farsi vedere, farsi mostrare un tesserino che dovrebbe corrispondere a qualcosa, ma anche quello può essere artefatto. Ecco perché dicevo tenere i numeri, perché se mi viene il falso operatore dell'impresa di energia elettrica, se io ho il numero verde dell'energia elettrica, chiamo e posso verificare se qualcuno ha mandato l'operatore a casa mia a fare una certa operazione. Non chiamare il numero che fornisce il soggetto, infatti, perché ovviamente sarà un essere numero. Ovviamente un complice che risponde. Voi qui scrivete venditori porta a porta, pericolosissimi e spietati. Beh sì, sono persone quindi che... attenzione a quelli che vengono a casa a vendervi qualche cosa. Ma assolutamente sì, ti agganciano e con una capacità direi seduttiva, non soltanto di eloquio, riescono a farsi ascoltare, a farsi eventualmente aprire la porta, ad esempio a farsi mettere una firma su quello che poi si rivela essere un contratto, che è vero che poi può essere contrastato, combattuto, annullato. Ma in un primo momento comunque la persona ha sottoscritto un contratto. Quindi non firmare niente, non fate entrare, non firmate assolutamente no, come quando nulla. dovessero arrivare telefonate e proposte commerciali al telefono, anche lì con cortesia chiudere la conversazione. Dire sempre no, perché vengono anche montate le risposte, basta dire ed sì. Evitare di dire sì. Evitare di dire sì, perché un sì detto a una qualunque domanda può poi scaturire un consenso rispetto alla sottoscrizione di un contratto, di un servizio o quant'altro. Ma ce ne sono anche di curiose. Ad esempio abbiamo detto il falso postino, ma abbiamo anche la falsa infermiera. La falsa infermiera si può presentare a domicilio per dire di essere o inviata dall'ASMA piuttosto che da qualche azienda cooperativa che presta servizi di assistenza, e se questa persona riesce a entrare molto probabilmente riuscirà poi a visitare le stanze, quando non a favorire l'ingresso di un'altra persona. Spesso il primo serve per aprire la via all'altro, poi distrae la persona e mentre le due parlano in soggiorno piuttosto che in cucina, qualcun altro si introduce. Quindi siamo giunti al termine, c'è un altro caso? Sì, come no, abbiamo la ragazza attraente che in strada ferma il signore anziano, magari ben munito di orologio piuttosto che di altre cose, e riesce con abilità manuale e verbale a sottrarli e sfilarli. Ne abbiamo avuti alcuni casi lo scorso anno in una provincia dove veramente rimanevamo esterrefatti dalla facilità con cui questa persona agiva. Oppure entrano in casa dicendo il figlio o il figlio o nipote ha avuto un incidente. Poi ci sono i falsi incidenti. E anche in quel caso assolutamente mai sì. Aprire, perché si è da mai soli aprire, mai rispondere comunque, se posso, se arriva la telefonata del figlio o del nipote che ha avuto un incidente per cui oppure ha commesso un reato, bisogna pagare per, non si paga. Come minimo dire chiama suo padre, ecco, mi verrebbe da dire questo. Ecco, già ecco. Esatto. O sua madre. Benissimo, grazie ancora. Siamo arrivati al termine, grazie a Elena Di Gregorio di essere stata qui con noi, grazie a Fabio Malaspina, segretario SILP, di averci supportato in questo. Approfondiremo ancora questi temi, parleremo anche di pensioni, quindi magari prossimamente, e delle novità che ci possono essere. E naturalmente a voi, come sempre, fate verificare la vostra pensione. Le sedi dello SPCGL sono presenti in tutto il territorio, sono disponibili per fare un controllo, una verifica. Come sapete, il martedì sera, il primo quarto d'ora, dalle 21 alle 21:15, noi dedichiamo questo spazio ai casi che sono stati risolti, ce ne sono tantissimi, e quindi non demordete, abbiate fiducia che qualcosa si riesce in ogni caso a recuperare. Grazie ancora, buon proseguimento.